Ore 12:30, arrivo a Portopalma a Sapalmadula dopo questo corteo che avete visto che ha attraversato da Sassari fino qui all'Argentiera e sono in compagnia dell'organizzatore Gianpietro Malus, noto Gianpelvis. Gianpelvis, esatto. Gianpelvis poi lo scoprirete dopo perché oggi siamo in un motoraduno che non vuole essere chiamato motoraduno ma... Noi l'abbiamo chiamato Giornata dei Motori perché vogliamo coinvolgere chiunque ha la passione per i motori, a 2 ruote, a 3, a 4, insomma, alla fantasia di ognuno. Però è un motoraduno un po' diverso, o meglio una giornata dei motori diversa perché a voi piace proprio salire in sella alla moto e guardare i panorami, scoprire monumenti, nuove città, nuove avventure. È vero, perché noi insomma sì facciamo tanti motoraduni bellissimi qua nella provincia di Sassari, in tutta Italia, però a noi piace viaggiare, per noi non sono motociclette, sono cavalli d'acciaio, così li chiamiamo noi cavalli tribales. d'acciaio. E viaggiamo alla scoperta anche dei posti più sconosciuti. Va bene, adesso noi passeremo una bella giornata insieme, ma in cosa consisterà questa giornata? Cosa faremo? Allora, ora va bene, qua stiamo facendo una sosta aperitivo, poi si tornerà a Bancali, nel piazzale della chiesa di Bancali, dove si farà il pranzo e le premiazioni dei vari veicoli storici. Dopo il pranzo poi ci sarà la serata. Dopo il pranzo, datemi retta, state lì che è pieno di sorprese. Motocicletta 10 HP tutta cromata e tu a 16 sì. La signora era in spiaggia e si è avvicinata alla 500 perché mi ha detto è una passione quando avevo 18 anni che possedevo una 500. Poi anche da sposata e con i bambini li portavo in piscina, a tennis, era una Cosa ha cosa... rappresentato la 500 nei suoi anni? Cosa vuol dire? Il massimo, cioè avere la possibilità di guidare la macchina. Ma come si faceva là dentro a fare? Perché insomma qualcosina facevate anche nei vostri anni. Là dentro, come si fa? Tutto si poteva fare, però non si faceva nulla ai nostri tempi perché sennò papà e mamma ci picchiavano. Lo so che ami un altro. Qui tra l'altro è pieno di 500, non è quella l'unica e i proprietari sono loro, di Tissi? No, io sono di Sassari. Chi c'era di... Sono io quello dei Tissi. Mi ricordavo che c'era uno di Tissi. Allora, loro vivono questa giornata dei motori in modo proprio perfetto perché loro si sono vestiti anni 60 con gli occhialini anni 60 proprio per fare una rievocazione storica della macchina e del suo utilizzo. Certo, noi abbiamo pensato insieme di partecipare a questa manifestazione con un tocco diciamo originale di integrarci un po' con la macchina, quindi abbiamo ricercato gli occhialini un po' di John Lennon, una camicettina un pochino fricchettona. Domani puoi dimenticare, ma adesso dimmi di sì. Targa oro la tua macchina, no? No, non è ancora targa oro, però penso che nel tempo, siccome è una ricerca molto minuziosa e bisogna perderci un bel po' di tempo, piano piano cercherò di arrivarci. Grazie mille, adesso io vi faccio vedere che cosa vuol dire targa oro. Allora, targa oro vuol dire per queste macchine una cosa molto ma molto importante, vuol dire che queste sono state analizzate, viste, ogni bullone, deve essere tutto assolutamente originale e questa è una targa oro. Ad esempio lo specchietto io lo vedo molte volte tondo, invece evidentemente quello originale è questo qua rettangolare. In quegli anni lo specchietto non era previsto, quindi le macchine uscivano senza specchietti né destro né sinistro, ma successivamente, intorno agli anni 70, è uscita una legge dove almeno questo specchietto, il lato guida, doveva essere obbligatorio e si usava comprare quelli rettangolari, o cromato oppure color plastica nero. Però rettangolare? Rettangolare, sì. Ho capito, dai raccontami qualcos'altro di questa macchina che sono curioso, ad esempio l'accensione so che è diversa. Sì. Dalle macchine odierne. Sì, allora c'è un accessorio dell'epoca che è l'accensione col blocco a sterzo e con la chiave che lì affianca lo sterzo. Di solito tutte le 500F come questa ce l'avevano centrale dove io ho il tappo nero sotto il portacenere. Però non può mancare la capote perché qua bisognava vivere il vento, bisognava vivere la libertà di quegli anni.
E adesso saluto Marco, passo adesso a presentarvi Wanda Casula, presidente dell'associazione Club Il Volante, che ha portato tutte queste macchine qua. Diciamo che io sono ospite oggi dei Tribales, eccetera, perché tra noi è nata una grande amicizia che sicuramente si conserverà nel tempo. Io ho grande stima di questi ragazzi, sono giovani, belli e hanno voglia di organizzare diversi eventi, diversi dal solito, perché alcune volte quelli dei motorraduni eccetera sono chiassosi, sono privi di cultura, magari sono fatti in una certa maniera. Ho notato che invece i Tribales, a differenza degli altri motorraduni, cercano anche la cultura e questo a me fa molto piacere perché io faccio la stessa cosa. Questa 500 qua che vedete così carina invece era un rottame, giusto Gian Pelvis? Questa l'avevi trovata completamente Distrutta, l'ho portata dalla Toscana, dal Grosseto, era un rotame. E poi con tanta pazienza l'abbiamo rimessa a posto originale. Cioè l'ha portata a casa a spinte, qua gli mancava il paraurti, non c'erano gli interni, era tutto completamente lotto. Lui si è dato la briga di spingerla fino a casa come un bambino, come un figlio. Veramente, come un bambino, la mia piccola mia moglie dice che è la mia amante questa. Bello, questo mondo mi sta cominciando a piacere, sul serio, non sto scherzando, io non sono proprio un appassionato di motori, però queste cose qua sì, mi prendono. Adesso ripartiamo per Sassari dove comincia la festa vera, piena di sorprese, datemi retta. Signori, si riparte, giro all'Argentiera e poi si prosegue per Bancali. Andiamo! Forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun till her daddy takes the TV away. Vedi cosa succede? Questi sono i bikers che sono belli e allegri, non c'è età, non si sente la vecchiaia quando si va in moto. Finalmente siamo arrivati qua a Bancali dove qua ufficialmente inizia il motoraduno, però io volevo andare a intervistare era un alieno che mi stava disturbando, arrivano gli alieni anche a Bancali. Allora, dicevo che non è un motoraduno semplice da organizzare, perché qua c'è tanta roba. Leggo ragazze, 17enni, 18enni, 19enni, misure, quanta roba sto leggendo, arrivano gli alieni, basta! Oh sì, guarda, oh sì, faccio now. Oh sì, guarda, oh sì, faccio now. Oh baby, oh mio, no, Aspetta, vieni,
vi faccio conoscere la moglie, perché essere moglie di un biker non è facile. No. Cioè, un biker vuol dire, un biker vero, vuol dire che sfreccia con la sua moto da una parte all'altra del mondo, dalla C'ho tanti Sardegna. impegni. Oltretutto lui fa anche E un la moglie è mestiere. sola a casa. Allora, per tutti i single di Sassari e dintorni, la moglie è sola a casa. Dai, a parte gli scherzi. Giampietro ha una passione che è Elvis Presley, che ha tramandato al figlio. Ti piace Elvis Presley? Sì, Dimmi la canzone che ti piace di più. è un po' i daddy. Ah, hai informato! Cantamela un po'. Don't cry, daddy. Daddy's don't cry. Tu mi fai delle domande serie e io ti rispondo. Sentito cosa avete detto? Cosa ha detto? Penso che sta un arbitro, sta attento a chi un giocatore. No, abistavo abito che mi hai sgambettato, ma da terra mi sono struppiato, su cui non mi raccontavo. La sapevamo già questa, la Avevamo detto di fare un'intervista seria. Esatto, questa la sapevamo già. Allora, Seria, cosa ne pensi di Santoro? di Santoro, che è un giornalista strappagato. Ah, mi stai rispondendo seriamente? Certo che sì, è strappagato, finanziato dal partito comunista. Ui, dove mi sono infilato? Ti sei infilato in un posto molto non brutto. facciamo prima parlare di moto, che Certo oggi è che un sì, motoraduno, bene, la giornata perché di di politica motori. non ne capisco un cavolo. Sì, bravo. Esatto. Dicevo, parliamo di motori. Certo. Oggi è la giornata dei motori. Cosa vuol dire per te rimembrare questi bellissimi anni 60 dove si godeva la libertà sessuale, la libertà di pensiero? Cosa ne penso? Penso che tu mi stai parlando degli anni 60, che sono gli anni in cui io sono nato. Per cui gli anni migliori della mia vita sono stati gli 80, perché agli 80 avevo 20 anni. Era la musica migliore, i motori migliori, le moto migliori. Perché dici le moto migliori? Perché negli anni 80 sono nate le vere moto. Prima le moto non erano quelle che oggi conosciamo a iniezione, con una tenuta di strada, erano delle moto che purtroppo dovevi guidare. Guidare. Il vecchio Giacomo Agostini, chi se lo ricorda? Chiedilo ai giovani oggi chi era Giacomo Agostini. Ma con chi stai parlando? Con la telecamera. già Non con te, con lui. Tu mi fai le domande, io parlo con lui. È già Non posso parlare con te. Devo parlare con lui. Le moto anni 80, le migliori, adesso andiamo a conoscerne una, almeno una degli anni 80. Ecco, esatto. You all get the best, and everyone gives everything in every song. Everybody sings, and it's right. Le vedete? Queste sono le moto che dice lui, anni 80. Anni 80. Questa è nata negli anni 80 ed è una delle moto che ha contrastato le Harley Davidson. Questa è una Kawasaki, originale giapponese. È una delle migliori moto che oggi sul mercato si possono trovare a prezzi accessibili, non come le Harley che se le possono solo permettere i VIPs. I VIPs, è vero, anche perché la libertà di andare in moto, di avere il vento in faccia, di godere dei panorami sardi e non solo, deve essere di tutti, o sbaglio? Esatto, di tutti. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road.
Adesso mi ha fatto piacere scherzare un po' con loro, ce la siamo risa, anche perché in questo motoraduno quello che si fa è anche ridere, ma ci sono tante iniziative serie come quella di STAM, che è una cooperativa che si interessa di adozione a distanza per il Sud America. Ma perché, io mi chiedo, allora è apprezzabile sicuramente il vostro lavoro, però la prima cosa che mi viene da dirti è perché aiutare i bambini del Sud America con le vostre iniziative quando qui in Sardegna, a Sassari, abbiamo tanto bisogno d'aiuto comunque? Abbiamo scelto il Sud America per un motivo specifico. Allora, noi siamo i fondatori della cooperativa, tutte persone che vengono da realtà non ricche, quindi veniamo dalla bassa società di Sassari. Grazie alla cultura, alla conoscenza, alla scuola, c'è stato un attimo della mia vita in cui ho avuto la possibilità di scegliere, cioè io potevo prendere una strada che poteva essere droga, che poteva essere il furto, insomma l'illegalità, come tanti amici hanno scelto in quel periodo. Io fortunatamente grazie alla cultura, grazie alla scuola ho avuto la possibilità di fare una vita diversa, di avere una vita basata sul lavoro, basata sulla realizzazione dei desideri, dei sogni che nascono dalla propria forza di volontà. Ah, ho capito, quindi tu dici bene o male una scelta ce l'ho avuta. Una scelta l'ho avuta. Questi bambini no. Questi bambini non ce l'hanno. Vieni, lo chiediamo anche a tua moglie, ti chiami? Nora. Vieni, stai con noi. Nora, allora, lui dice una scelta, noi ce l'abbiamo avuta, questi bambini della Corea, del Sud America, assolutamente no. Chi vive nelle favelas, chi vive nelle villas in Sud America, questa possibilità di scelta non ce l'ha. Voi li avete visti? Noi personalmente no, il fotografo che ha realizzato queste foto, che è un ragazzo di Sassari, si chiama Costantino Idini, ha avuto la possibilità di conoscere questi bambini di persona e ha trasmesso a noi tramite della documentazione che noi abbiamo queste realtà in maniera molto forte. Queste sono solo delle poche fotografie. Quindi voi vi siete appassionati, stiamo avete anche continuato... pubblicando un libro fotografico. Dove vi possono trovare se fossero interessati all'argomento? Allora, noi intanto abbiamo un profilo su Facebook della cooperativa che è STAM, appunto STAM Coop, quindi ci possono trovare lì e poi a breve, appena uscirà il libro, faremo una presentazione ufficiale della pubblicazione di questo libro presso la Biblioteca di Sassari. Adesso però io voglio farvi vedere questa cosa qua, grazie. Adesso voglio farvi vedere questa cosa qua. Questi sono i preparativi dei giochi motociclistici che avverranno tra un po'. E allora, cominciamo con i giochi motociclistici fra un poco. O ballo io o balli tu, Roberto? Uno dei due, ballo io. Si comincia, via! Iniziamo con giochi di trattenimento. Bikers. Allora, mettete la musica, quella giusta, perché ora mi sto incavolando. Ora io comincio a fare il tiro della fune, quello serio, da solo contro tutti, guardate il mio sfidante. Non mi farà un baffo. È alto, col pizzetto, girati verso di me, guarda, metterò tutta la forza che mi ha a disposizione. Metti la musica giusta, la musica sale, e 1, e 2, e 3. Non fa per me, vabbè, ecco, adesso continua la sfida, scusami, lo segui. Il buio sceso, adesso si comincia a fare le cose seriamente. Gira la telecamera. Vi presento le ragazze che faranno parte di Mistri Balini. Allora, loro non dovranno semplicemente sfilare, perché non sarà un'elezione normale. Ognuna di loro dovrà fare qualcosa di speciale. Allora, eccoci finalmente pronti, buonasera a tutti, e qui vorrei l'applauso di Bancali. Quindi via, tutte sul palco.
per l'elezione di Miss Tribalina 2011. Quindi un applauso per le 10 ragazze che oggi si sfideranno in una dura serata di selezione per arrivare alla prima, l'unica Miss Tribalina 2011. Ma prima Girri Scotti a noi ci fa un baffo. Signore e signori, vorrei la sigla di Madre Natura. Un applauso alla Bancali! E adesso invece il turno loro di queste 10 ragazze a cui non basterà essere belle, a cui non basterà essere brave, a cui non basterà essere bionde e boccolate, devono darci qualcosa di più. Nude, 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 no, non ne sa, io! Non esageriamo, dopo, per adesso devono dimostrarci di essere simpatiche, intelligenti, dinamiche e soprattutto agguerrite. Un applauso alle 10 Tribaline in gara stasera a Bancali. L'Irlanda è un oceano di luce, il cielo di Irlanda è un tappeto che sole veloce. Una bambina va in gelateria. Ciao, signor gelataio. Ce l'hai il gelato al carciofo? Come il gelato al carciofo? Io non lo faccio il gelato al carciofo. Ah, peccato, e va a casa sua piangendo. Il giorno dopo torna. Ehi, tu, signor gelataio, oggi ce l'hai il gelato al carciofo? No, bambina, mi dispiace, non lo facciamo. Ah, peccato, e se ne va a casa. Il giorno dopo ancora la stessa storia. Allora cosa fa il gelataio? Si dice, ne mangerà solo lei, però io questo gelato al carciofo lo faccio lo stesso, pazienza. Il giorno dopo torna la bambina. Ciao, signor gelataio, c'è il gelato al carciofo? Sì, oggi sì. Vero che fa schifo? Non l'ho capito. È colpa mia, la gelosia, il Francia è tutto e resta niente. Brava, non so se hai sentito gli applausi a parte dei tuoi parenti, anche c'era la Ola addirittura là dietro. Fatemela, rifatemela, che eravate belli! La Ola di Bancali che vi salutava. Allora, soddisfatta? Emozionata? No, un po'. Ah, non ci credo. È sempre un'emozione stare davanti a tanta gente. Va bene, allora ricordatevi la numero 3 che ha cantato Noemi. E adesso fermi tutti. Adesso una bella sorpresa che hanno organizzato per voi. Vi presento la numero 4. Ho sbagliato giornata. Ah, sbagliato giornata. È la tua fidanzata? E cosa facciamo? Cosa dite? La facciamo esibire uguale? Cosa la fai? La esibilo? La faccio esibilare? Ditemi di sì o di no. E poi ha sbagliato giorno, ma la facciamo? Sì? Va bene. Can leave your hand
E la serata è andata avanti così, in allegria, con le 10 pretendenti che si sono esibite una dopo l'altra in diverse discipline, dal canto al ballo, dal pop alla musica latina, dimostrando che oltre alla bellezza c'erano davvero delle qualità artistiche in alcune, di simpatia e freschezza in altre, e comunque tutte accomunate dalla stessa voglia di divertirsi e vivere un'esperienza diversa. E poi dicono che donne e motori non vanno d'accordo. Allora, signora Presidente dei giurati, quali saranno le valutazioni, i criteri per decidere chi vincerà Miss Tribalina? I giurati faranno daranno il loro giudizio in base alla bellezza delle ragazze, alle loro esibizioni e vedranno un attimino che voto darle. Ma cosa vincerà di più secondo loro? La bellezza veramente o non so, prevarrà di più magari la simpatia, lo charme? Penso alla simpatia sicuramente. Oh, brava Presidente, perché questo è il senso di Miss Tribalina, che non è un vero concorso di bellezza fine a se stesso, ma è più completo, abbraccia, ripeto, la sensualità, lo charme, la carineria, la semplicità, insomma tante cose, compresa la capacità di esibirsi su un palco. Allora, mentre i giurati adesso stilano la loro classifica, io vorrei il pezzo forte della della trasmissione, il pezzo forte della serata. Il nostro cameraman, vuoi sapere chi ha vinto Miss Tribalina? Valeria Budroni ha in mano la fascia di Miss Tribalina 2011 che si spera poi andrà avanti negli anni, sempre qua a Bancali. Puoi consegnare, Valeria, la fascia e qua la musica cresce, alla Miss Tribalina del 2011, concorso motociclistico dei Tribales, alla